chiaro che siamo, secondo me, e me lo auguro, abbastanza lontani da quella che sarà l'approvazione finale della futura PAC. Mi auguro che siamo abbastanza lontani perché da un punto di vista dei contenuti la proposta è molto lontana da quanto oggi noi abbiamo chiesto, e quindi stiamo discutendo sui tavoli comunitari sia per un incremento delle risorse, che è ovviamente il primo passo, ma anche per una riqualificazione della spesa, nel senso che la divisione, la suddivisione delle risorse tra gli Stati membri, così come è stata pensata dall'Unione Europea nella sua proposta di luglio, è una proposta irricevibile, che noi giudichiamo irricevibile, e conseguentemente il ritorno a una politica unitaria per l'Unione Europea e che prevede incentivi all'incremento dell'aggregazione dei produttori. Se vogliamo essere competitivi sui mercati internazionali, come è stato in questi anni, soprattutto per l'agricoltura italiana che esporta in maniera preponderante le proprie produzioni, i propri livelli di altissima qualità, dobbiamo pensare a dei modelli che portino i produttori, le aziende agricole, che non sono di grandi dimensioni internazionali come nella stragrande maggioranza dei casi, ad essere aggregate. Proprio per questo avere norme dedicate ai diversi settori, ortofrutta, vino, latte, che portino gli agricoltori ad aggregarsi per le emissioni sul mercato e anche per l'evoluzione da un punto di vista ambientale e tecnologico, crediamo che sia il miglior modo per spendere le risorse che ci auguriamo di avere nella maggior quantità possibile.